Quindi questo aveva molta fortuna. Oggi qui diamo riscontro e visibilità degli atti che sono già stati formalmente recepiti dai due consigli comunali di Ienne e Montegalda, andando a sancire ufficialmente quello che è un gemellaggio appunto tra questi due comuni. Ringrazio il sindaco di Ienne, qui presente, qui da ieri ho avuto modo di approfondire anche la nostra conoscenza, e con tutta la delegazione di Ienne che è qui rappresentata nelle prime fila. Un'idea, quella del gemellaggio con Ienne, che parte sempre su ispirazione del professor Cinghiaro, vorrei dire ormai una decina d'anni fa, già quanto? 10 anni fa più o meno, nei primi... Sì, forse sì. Con questa scoperta, con questa così intuizione di andare a vedere dove Antonio Fogazzaro aveva ambientato i suoi romanzi. Si viene a trovare questo paesino molto carino, molto bello, nei colli laziali, che si chiama Ienne. Da lì una prima corrispondenza tra il professor Cinghiaro, l'attuale presidente del Museo Civico Regionale Antonio Fogazzaro, e il responsabile del centro culturale Antonio Fogazzaro di Ienne, comunque poi casomai ne parlerà meglio il sindaco di Ienne. Via via questa curiosità si è intensificata fino a portarci l'anno scorso con una spedizione autofinanziata dei consiglieri e assessori comunali, prima a Subiaco, meraviglioso, nei due monasteri che c'erano lì, e poi via via per questa strada ci si avvicinava a Ienne. Siamo arrivati in serata a Ienne, più o meno un destino più o meno è vero. Però l'accoglienza è stata sicuramente calorosa, un'amicizia che è nata fin da subito, e anche la proposta facciamo un gemellaggio è stata accolta subito da Giorgio con entusiasmo fin dalle prime telefonate, e ha detto sì, facciamo il gemellaggio. I nostri organismi amministrativi, segretari si sono dati da fare e oggi siamo qui a firmarlo. Questo è il terzo gemellaggio che facciamo. Ringraziamo gli amici di Valsolda qui presenti. Un bel applauso per loro che sono qui da 3 giorni a lavorare con la compagnia, tra l'altro, di Evocazione del Castello. Visto che stiamo ringraziando le compagnie che in qualche modo ricordano la nostra storia, ringraziamo anche la compagnia degli Anelli che è qui per poter poi rievocare la tradizione del popolo, che narrerò alla fine potremo assistere appunto a questa rievocazione. Tornando a Ienne, lì è stato ambientato il Santo, abbiamo a Montegalda Piccolo Mondo Moderno, a Valsolda Piccolo Mondo Antico, e siamo andati a celebrare il gemellaggio con Eichstätt per patto di amicizia, oramai 4 anni fa, 19, quindi 4 anni fa, con Eichstätt, dove è stato ambientato il mistero del poeta. Direi che si sta completando quella che ieri sera abbiamo definito un po' la rete dei paesi del Fogazzaro, e quindi l'idea è di far sì che al di là dei singoli gemellaggi possa esserci un documento unico sottoscritto da tutti questi comuni che in qualche modo sancisce la loro amicizia. E per quanto mi riguarda, la cosa che vedo con più favore, con più emozione, con più piacere è come questa amicizia si stia anche consolidando nei rapporti personali, cioè poter vedere dei visi e riconoscersi, conoscersi per nome, vedere che noi andiamo ad Eichstätt, a Valsolda, lavoriamo, ci divertiamo con loro, loro vengono giù, vedere gli amici di Valsolda che lavorano fianco a fianco, le due Proloco, la Proloco di Valsolda con la Proloco nostra, vedere che i luoghi di Valsolda sono promossi fianco a fianco con i nostri, nelle nostre casette vengono vendute le birre di Eichstätt, i biscotti di Ienne, e tra l'altro i fornai che producono i biscotti qui presenti oggi,
Penso che questa sia la cosa più bella, cioè la cosa che Fogazzaro tornasse qui scriverebbe un romanzo. No, veramente, perché alla fine poi molto spesso i romanzi rimangono un po' sulla carta, cioè i gemellaggi rimangono un po' sulla carta, invece qui sono proprio le gambe delle persone che li fanno vivere, i visi, i sorrisi, e quindi dobbiamo fare in modo che queste cose proseguano e abbiano sempre più un intensificarsi di rapporti, riuscire a far sì che la nostra gente si parli, la gente di Ienne, di Valsolda, di Montegalda, di Eichstätt si parli, perché questa è la cosa più importante. Chiudo la mia parte di intervento ringraziando tutto il mio gruppo di lavoro. Oggi non mi commuovo, oggi sono bello carico, li ho ringraziati anche l'altro giorno, sono un po' commosso, l'emozione ha preso il sopravvento, oggi sono un po' più tranquillo, però alla fine, al di là di quello che può essere il mio contributo personale nel cercare di rappresentare al meglio Montegalda, dietro c'è un gruppo di lavoro immenso che giorno, notte, mattina, ieri abbiamo chiuso tarda notte, però stamattina siamo qui di nuovo, Nicoletta, Roberto, Gianfranco, la Cristina, Monia, Stefano, Loretta, Gildo, Luca, il comitato sempre del Museo Civico, non si può dimenticare qualcuno? No, invece l'ha fatta stavolta tutti. E tutti che comunque collaborano per far sì che Montegalda diventi sempre più conosciuta, sempre più bella e che le amicizie si sviluppino sempre di più. Questo penso sia la cosa più bella e che poi si traduce quando si entra nel nostro meraviglioso paese, all'ombra dei nostri colli si arriva e si vede il paese gemellato con, e allora lì io vedo i volti delle persone che ho conosciuto e questo deve essere sempre di più anche per gli altri. Volti e immagini che tra l'altro stiamo cercando di valorizzare con il concorso fotografico, un concorso fotografico che nasce solo come concorso fotografico Antonio Fogazzaro di Montegalda e arriva quest'anno ad essere il concorso fotografico internazionale Antonio Fogazzaro. 4 regioni coinvolte, la Baviera, la Lombardia, il Veneto e anche il Lazio. Io penso che per un piccolo comune di 3.400 abitanti sia un grande risultato che abbiamo raggiunto con lo sforzo di tutti e quindi io di questo ne sono felice e secondo me deve essere un qualcosa che ci spinge ad andare sempre più in là, a scoprire i nostri luoghi, a valorizzarli e a far sì che sempre più persone li conoscono. Non vedo l'ora di firmare questo nuovo gemellaggio perché sono convinto che sarà un nuovo piccolo scalino e su questa scala, su questi scalini siamo partiti in 2, Montegalda e Valsolda, e via via la famiglia si allarga, arriveremo sempre più in alto e sempre di più. Grazie mille. Passo la parola al sindaco di Ienne. Grazie sindaco. Grazie sindaco, grazie anche a Roberto che ha fatto bene a ricordare prima il tuo gruppo di lavoro che ha ben lavorato e con Roberto ci siamo sentiti spesso per organizzare questo patto di gemellaggio tra Montegalda e Ienne. Grazie anche a Gianfranco che ha avuto l'intuito e ha fatto il primo passo mettendosi in contatto con la presidente o la presidentessa del centro studi Antonio Fogazzaro di Ienne, che nasce, viene istituito, costituito nel 2009 se non sbaglio. Ho qui ho scritto due righe, poi se volete non vi voglio annoiare, ci tengo a leggerle perché comunque nel 2009 un professore universitario che da Roma si è trasferito a Ienne per trascorrere appunto le vacanze, il periodo estivo, ha avuto questa intuizione e ha fondato questo centro studi Antonio Fogazzaro. Lo ha fondato proprio per valorizzare la figura dello scrittore, del romanziere, del poeta e anche riconoscendo comunque l'impegno civile e politico, perché come voi tutti sapete Antonio Fogazzaro viene
nominato, venne nominato con decreto del Re Umberto I senatore del Regno d'Italia. Quindi nasce appunto questo centro proprio per valorizzare la figura del Dottore Fogazzaro. Non si sente. Il sindaco prima parlava dell'importanza di questo patto di gemellaggio che facciamo oggi, che per me rappresenta la prima volta, credo, cioè per me come sindaco, ma anche per la nostra piccola comunità, il primo patto di gemellaggio che sottoscriviamo con un altro paese, un'altra città, in questo caso di Montecalda. Quindi per te è un'emozione, per me l'emozione è doppia, perché Jenne hai avuto modo di conoscerlo insieme anche a Roberto, a Gianfranco, vedo anche tua moglie, che saluto con molto piacere, c'è anche l'assessore al bilancio che è venuto a Jenne. Quindi abbiamo appunto voluto fortemente che si stringesse questo patto di gemellaggio tra Jenne e Montecalda, appunto per valorizzare la figura di Antonio Fogazzaro. E dicevo prima, stavo dimenticando, mi stavo un po' perdendo, dicevo prima che bene ha fatto il sindaco a ricordare l'importanza non soltanto in questo caso di valorizzare la figura di Antonio Fogazzaro, ma quella di finalmente di mettere da parte un po' i social, no? Di Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, perché questo diventa un momento del sorriso, del guardarsi in faccia, no? E del stringersi la mano, di provare delle emozioni che purtroppo oggi con l'avvento, non voglio adesso fare retorica, non voglio fare lezioncina però ci tengo a dirlo questo, perché per me oggi è importante sì valorizzare la figura di Montecalda, però io ho conosciuto, sto stringendo amicizia, abbiamo iniziato un percorso che spero che questo percorso possa proseguire nel migliore dei modi per confrontarci, perché è un momento di crescita per tutti, di formazione, perché le culture comunque si intrecciano, ci sono informazioni, la cultura di Jenne, che insomma noi abbiamo, Jenne sta al centro del parco dei Monti Simbrovini, la regionale dei Monti Simbrovini, è un paesaggio unico, voi le avete qui vicino le montagne, voi avete un altro diciamo così, ambiente, noi avete avuto modo noi stiamo in alta montagna, al centro di questo parco regionale Monti Simbrovini, abbiamo dal punto di vista naturalistico, ambientalistico, archeologico, storico, artistico, no? Passando appunto dai monasteri di Santa Scolastica e San Benedetto, che sono a pochi chilometri da Jenne, anche se insistono sul territorio del comune di Subiaco, però come dicevo prima abbiamo un bene, un patrimonio inestimabile dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed archeologico. Quindi questo patto oggi potrebbe rappresentare anche un inizio per voi per venire su da noi e conoscere i nuovi posti, come oggi abbiamo fatto noi e come ieri sera appunto dicevamo insieme con il sindaco, abbiamo già deciso di ritornare insieme ad una bella rappresentanza della comunità jennese ad ottobre, quando ci sarà la sagra del baccalà. Quindi anche sarà un nuovo motivo di incontro, di confronto fra le due comunità, di crescita e anche di formazione, perché no? E soprattutto riscoprire un po' i valori dell'amicizia a cui faceva riferimento prima il sindaco. Chiaramente noi veniamo a ottobre con la promessa che il sindaco, e poi tra l'altro avete anche l'onore, lui avrà anche l'onere di ricoprire l'incarico di presidente della provincia da poco tempo, da qualche mese se non sbaglio, no? Del presidente della provincia di Vicenza, quindi questo vi fa onore, no? Alla piccola comunità di Montecalda, vedere il sindaco che è diventato presidente della provincia, è un bel, cioè, si trova anche piacere, no? Felicità quindi per la comunità. E quindi dicevo, noi veniamo ad ottobre con la promessa che firmeremo la stessa pergamena a Jenne e decideremo poi quale sarà la data. Noi abbiamo pensato il 2 di settembre, perché il 2 di settembre, dopo la pausa
del Covid, no? Forzata dei 2 o 3 anni, riprende il concorso letterario internazionale, perché appunto il Centro Studi Antonio Fogazzaro, istituito, come dicevo prima, nel 2009, ha istituito quindi anche questo concorso. È un concorso dove partecipano giovani e meno giovani e si mettono appunto sul campo della prosa, della poesia e della letteratura. Anche questo è un concorso che vorremmo, così come abbiamo fatto noi con il vostro concorso fotografico, no? Per fotografare i vari posti delle 2 comunità, anzi delle 4 comunità. E poi c'è il Lazio, come ricordava il sindaco, c'è la Lombardia, c'è Baviera, c'è la Germania. Quindi la cosa sta, diciamo così, sta assumendo un'importanza sempre più, diciamo così, rilevante dal punto di vista appunto anche di vista storico, se vogliamo, no? Culturale, eccetera. Quindi vi aspettiamo a Ienne. Io ribadisco comunque l'importanza di questo incontro. Adesso ci accingiamo, penso, alla firma che ha parlato anche Gianfranco, non so se Roberta faremo 2 parole. Presento il contesto così. Io, se non vi dispiace, volevo leggere queste 2 righe del Centro Studi proprio per significare il lavoro che è stato svolto sono 2 paginette, ma faccio un testo. Allora, il centro è stato fondato il 17 gennaio del 2010 su iniziativa del professor Gaetano Caricato, medico di fisica e teoria della Sapienza di Roma, già da decenni solito trascorrere l'estate a Ienne nella sua seconda casa. L'anno precedente, nel 2009, gli aveva dato già vita al Premio Nazionale di Poesia e di Prosa, intitolato a Fogazzaro. L'illustre autore che aveva voluto ambientare a Ienne momenti importanti della storia del suo famoso romanzo Il Santo, messo all'indice dalla Chiesa. Gaetano Caricato ha raccolto intorno a sé da questa idea vincente altre 9 persone che hanno firmato l'atto costitutivo del centro davanti al notaio, eccetera. L'azione del centro si è svolta dal decennio 2010-2020, anno in cui l'epidemia Covid ha di fatto bloccato ogni attività culturale e recreativa nel paese d'Italia, secondo 2 linee parallele e spesso intersecantesi, specialmente quando ha fatto sua l'organizzazione formale e contenutistica del premio Fogazzaro, da poco esistente, attivare cioè tutte le iniziative e sollecitazioni culturali che le occasioni e le opportunità hanno offerto anche dalle più diverse indicazioni venute dal basso per approfondire cultura ed arte nel territorio descritto in epigone. Nello stesso tempo illustrare la figura di Fogazzaro in tutti gli aspetti che ne costituiscono la singolarità talora irripetibile, cercando anzi di andarne a cogliere, esplorare e proporre quei segmenti meno noti o addirittura sconosciuti sia dalla sua azione poetica, letteraria e politica e della sua vita personale, quanto più possibile riconducibile alla sua esperienza, pur brevissima, del mondo e dell'ambiente anche naturale di Ienne. Avvio di questo duplice flusso di ricerche e di attività proposte è stato e non potrà che essere ancora così nel corso della sua esistenza è il premio strutturato in modo che i 2 filoni di ricerca e di impegno possano confluire e convivere fruttuosamente, sempre più consapevolmente inserendo nella sua motivazione fondativa territoriale arte e cultura della e nella Alta Valle della Niene. Lo studio e l'attualità della figura e dell'opera dello scrittore con in testa. E questo informando a raggiere i centri di cultura universitari e superiori in Italia e fuori per la segnalazione di opere, tesi di laurea e saggi di diversa misura usciti in riviste o per casi editrici. Da questo aspetto di sollecitazione è venuta qualche risultanza notevole, pur si è richiesto un notevole sforzo organizzativo anche in relazione alle modeste disponibilità economiche del centro, sorgenti dalle quote annuali di socio, eccetera. Per quel che riguarda la figura e l'opera di Fogazzaro si è poi operato anche attraverso specifici interventi che attraverso il sistema delle conferenze di illustri personalità competenti per settore e pronti al volontariato gratuito offrisse opportunità di ampliamento dell'orizzonte conoscitivo e conosciuto. Da ricordare a questo proposito la conferenza dedicata a Fogazzaro senatore e i suoi difficili rapporti con Roma, autrice la dottoressa Maria Teresa Bonadonna Russo, bibliotecaria medica del Senato, recentemente scomparsa. Da segnalare poi che solo l'interruzione causata dall'epidemia
ha momentaneamente ritardato il già programmato incontro su Fogazzaro e la musica, tema che non sarà lasciato cadere. Lo strumento delle conferenze viene ovviamente utilizzato anche per collocare aspetti e tematiche culturali entro la cornice storica duplice, locale e internazionale. Vede attenzione particolare dedicata alla figura e all'opera di Papa Alessandro IV, nativo di Ienne, o la ricorrenza centenaria della Grande Guerra, o solo, per così dire, nazionale, con l'intervento del professor Giovanni Sabatucci sull'Italia contemporanea e con l'analisi critica dell'opera di Bernini. Non si è rinunciato ovviamente a utilizzare anche lo strumento di maggiore sonorità espansiva del convegno. Il compositore va ricordato per la specificità del discorso, quello tenuto dal professor Siani Luciani su dialetti della Valle dell'Aniene, ma soprattutto quello organizzato del centenario fogazzariano del 2011, che ha richiesto particolare impegno del centro con eche apprezzabili di consenso, convegno con emissioni di bollo filatelico, e a ricordo dell'evento, giornate a cui hanno partecipato con 2 reazioni anche esponenti del centro Fogazzaro di Monteralta. Quindi vedi, il processo era iniziato già dal 2009, segno questo di una collaborazione intenzionale che si va sempre più stringendo nel concreto di affratellamenti come la presente occasione evidenzia. Non si vuol qui tacere l'altra forma di azione educativa che il centro ha svolto con l'affidamento dell'amministrazione che ha conferito la gestione dell'attività del centro di lettura. In questo quadro si inseriscono anche delle note negative che non vanno taciute e quindi qui parlo un po' della cosa. Quindi questo per dirvi, ho detto questo breve, diciamo così, ho fatto un piccolo riassunto dell'attività del centro studi, che anche Ienne comunque si è mosso per valorizzare la figura di Antonio Fogazzaro. Io con questo concluso voglio comunque ribadire e colgo l'occasione di ringraziare di nuovo il sindaco, l'amministrazione, la Regione Franco e tutti voi per la presenza e la pazienza. Grazie di nuovo. Passo la parola al professor Gianfranco Cenghiaro, presidente del Museo Civico Regionale Antonio Fogazzaro, che dà una breve contestualizzazione del Giorno del Lancio. Ecco, volevo dirvi intanto vi saluto i due sindaci in maniera formale, ma giustamente, il sindaco di Ienne, e poi non ho capito bene come si farà a dire come si chiamano i abitanti di Ienne. Bisogna imparare, con gli amici iennesi e poi tutti voi, eccetera. E devo dire che andare a Ienne è stato tanto sognato, da me specialmente. E quando il sindaco mi ha detto ma andiamo a fare un giro, andiamo a Roma, no, mettiamo anche Ienne. E lì, novembre-dicembre dell'anno scorso, abbiamo fatto sto giro che effettivamente ed era, vi dico la verità, siamo stati prima a vedere i 2 monasteri, bisognava, era dentro di noi la voglia di andare là. E quando siamo stati a San Cospecco, la signora che ci ha fatto i biglietti, credo sì, che ci ha fatto i biglietti, non so se mi ha gratuiti o meno, non mi ricordo, oppure non ha pagato il sindaco, che non l'ho pagato veramente, e ci erano stati da soli, completamente da soli. E lui mi dice che cosa, di qualcosa, ecco, che cosa avevo detto per la strada, perché mi accompagnava Roberto, e pensavo, sì, San Cospecco per noi è qualcosa di formidabile, siamo di fronte a 1500 anni fa, perché quando dico ai bambini specialmente, Padre San Benedetto, mica del 1000, questo monastero hanno 1500 anni di storia, lui era un facoltoso, veniva da una famiglia importante, ecco, e lui ha bisogno di stare da solo, si rifugia nella grotta e lì pensa alla regola. La regola non è nata a Monte Cassino, è nata all'antro di San Benedetto, quello che oggi è chiamato San Cospecco. E poi mi è venuta quasi da sola la parola pax. Non so come l'ho vista, dico guarda, la parola pace. E nell'ambulacri ci ripetiamo tante volte, guarda, lui ha cercato la pace, ha cercato un luogo dove si diceva che con la conga gli portavano da mangiare perché era troppo difficile arrivarci. Poi i sapienti hanno costruito il monastero,
hanno costruito, poi siamo scesi al monastero di Santa Scuola, la sorella, sapete, no? Era la gemella, era la sorella gemella, ecco, e lì, insomma. E poi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a Yen, sulla strada tortuosa, ricordo, abbiamo trovato un cinghiale. Sulle cinghiali. Sì, sì. E, però una cosa andando, il Signore ci ha accompagnato in comune, una splendida, mi ricordo, panorama, una finestra che guarda sotto, magnifica, lo studio del Signore, lo ricordo bene, perché mi dà una cosa familiare, mi sentivo a casa. Tanto è vero che gli ho detto al Signore, vorrei andare a comprare il pane, vero? Vado a comprare il pane, dice, ma no, perché non so se si sia, e insomma, ecco questo. Ecco, allora, proprio mi ha incantato questo devo dirlo perché, ecco, l'ho scritto, ecco, perché per la straordinaria bellezza dell'uomo. Mi è piaciuto tanto, ecco, e questi scorci panoramici che arrivavano dalla strada, di qua di là, c'era un cambio, la curva dove ci sono quello che rimane del palazzo di Nerone, come là, no? Ricordate, voi siete là. Allora, e poi questa piccola piazzetta con la chiesa di Sant'Andrea, ecco, là abbiamo anche un altro nome familiare, eccetera. E vedete che non leggo niente perché viene così stasera, oggi. E questo Iene che è proprio sui Monti Simbrovini. Avevo visitato i Monti Simbrovini dall'altra parte, non erano, mi piace di più questa adesso, questa è la parte dei Monti Simbrovini. E allora, poi questa conca quasi, che forse nasce proprio il paese, proprio questa conca, no? Queste case, sembrava ora quella sera, con le luci accese, quasi un piccolo presepe. Sembravano dalla finestra finché tu parlavi. La finestra, tra l'altro, scusa se ti interrompo, affaccia proprio sul percorso che fece Focazzaro quando partì da Subiaco, no? Dalla villetta delle finestre, delle persiane verdi, percorse la strada di Fondovalle e salì proprio su quel tratto che hai visto dalla finestra. Dico, nei primi del Novecento, com'era questo territorio? La domanda che ti si pone subito. E dice, come l'ha vista Antonio Fogazzaro questo posto? Come ha fatto la domanda anche di prima? Come ha fatto ad arrivare là? Ecco. E dice che lui subito pensava di fare un canovaccio del santo, lui faceva i canovacci dei libri. Si trovano tutti quanti alla Bertoliana di Vicenza per raccogliere tutto il grande patrimonio di lettere e di tutto quello che è possibile di Fogazzaro. E poi è stato, lui domanda di vedere un paese più lontano possibile della regione, del Lazio. Voleva avere, e lì qualcuno di Roma gli ha indicato Ienne. Era in prossimità dell'Aniene e così lui scrive all'amico Radismond, quello che scriverà poi la sua biografia. Abbiamo che la data, 19 di giugno 1903, e dice: ho raggiunto a piedi dalle Berzie sopra Ienne con una passeggiata di 5 buone ore tra l'andata e il ritorno per la selvaggia valle dell'Aniene, paese semplice, e che gentilezza di sangue. Furono le prime sensazioni del scrittore. Il romanzo Il Santo viene descritta come luogo fra i dorsi pendenti alla conca romita, incoronata là di fronte alla povera greggia di casupole che il campanile governa. Lui sapeva scrivere, sentite? Il Santo dunque allora è ambientato nella valle dell'Aniene, Subiaco, Iene, presente Santa Scolastica. Lui va molte volte a Santa Scolastica, perché probabilmente sentiva là, aveva visto Praglia, e nel Santo quante volte richiama Praglia. E allora c'è questo travagliato itinerario umano e spirituale di Pietro Maironi.
che, come viene accennato del piccolo mondo antico e poi del nostro piccolo mondo, dico nostro piccolo mondo moderno perché ha come triangolo Monte Garda, come triangolo la Villa dei Nani e come altro triangolo Praia, il quale si allontana dal mondo per seguire una vocazione religiosa e dopo 3 anni di penitenza trascorsi nel monastero di Santa Scolastica dà inizio, col nome di Benedetto, un apostolato di rinnovamento religioso che dalla Valle dell'Aniene arriva a Roma. È dalla Valle dell'Aniene che va a Roma, dove incontra il Papa e il quale rivolge 2 appassionati discorsi e alla fine muore. Pubblicato nel 1905, il romanzo ebbe un grande successo, come dicevo prima, 20.000 copie all'uscita, voleva dire una roba. Sapete che poi tutte le traversie del santo è bollato, messo all'indice, ci sono tutti i verbali, li ho visti, l'ex Santo Ufficio, tutto il procedimento è stato fatto in poco tempo, in 3 mesi, gli studiosi hanno presentato al Papa la possibilità che il libro si possa all'indice. Come messo posto all'indice anche Leila, è stato anche messo all'indice la biografia di Fogazzaro di Gargati Scotti, che dopo 100 anni è stato ristampato e il cardinale Ravasi dice: chiedo venia, chiedo ammenda per quello che è stato fatto sul santo. Non è da poco. Ed ecco, dice l'antico borgo di Iene, andiamo lì a battere, e suggerisce a Fogazzaro un innegabile fascino. Il sole ardeva sulla pietraia fumante, umidi odori di erbe e di sasso. Mi incantavano i ciri del nebbione erranti lungo i fianchi della stretta valle selvaggia, fino al cumulo enorme assiso là sul fondo, a cappello delle cime di Iene. La voce grande, voce dell'Aniene, che mi riempie di solitudine. Questo è lui, virgolettato. Ecco la straordinaria pennellata ancora dello scrittore. Voglio dirvela anche questa, come dice lui: l'orizzonte ardeva dietro il prossimo Subiaco, sulla obliqua fuga dai monti Sabini, che da Rocca di Canterano a Rocca di Mezzo vanno verso Rocca Santo Stefano. Subiaco è lì, aguzza, con quella catasta di case e di casupole grigie che si appuntano nella rocca del Cardinale. Si era velata come un'ombra, non si muoveva niente, nemmeno la fronda degli ulivi. Ma c'era una casetta, una villetta rossa, della famosa delle persiane verdi. L'aria odorava di erbe selvagge e di pioggia recente, spirava fresca dal monte Calco. Erano le 7:15. Nella conca bella dell'Aniene riga le campane che suonano. Prima la grossa di Sant'Andrea, poi le querole di Santa Maria della Valle e in alto a destra della chiesetta bianca presso la grande macchia di quella dei Cappuccini e altre case ancora lontane. Questo che lo descrivevo. Voi avete visto i vostri ambienti. Ecco, allora che cosa possiamo ancora aggiungere? Poche cose. Che il territorio dunque è caratterizzato di una singolare misteriosa bellezza. Ecco, io l'avevo letto, ma non sembrava a me quel giorno là, chi lo sa. Ecco. Il piccolo borgo con tanti scorci panoramici che lo rendevano più bello. Più belle le case, intorno alla piccola chiesa, alla piccola piazza. Ma è ancora Fogazzaro che ti insegue, ti rincorre, visitando questi luoghi, specialmente quando parla di un fiume.
l'Aniene o l'Aniene, i boschi dei Simbolini, e poi Ienne, nella conca bella che l'Aniene riga. E dico, forse, quali sono, la domanda poi che mi ponevo, cosa che possiamo dire, cosa che si accomuna? Ecco il motivo per cui avevo titolato quello che vi ho detto con due frasi di Fogazzaro: la conca bella che l'Aniene riga. E poi ancora, per noi, io abito sì il paese che il tortuoso e il Bacchiglione feconda. Allora sono due fiumi, secondo me, che ci comunano, i due comuni. Ecco, il turbolento fiumicello dell'Aniene, che discorre ora piano, ora forte, e che può essere confrontato con il nostro Bacchiglione, che a Montegalda, dopo aver faticato e passato il vortice delle chiuse di Colzè, passa ora lento, ora galiardo, presso la villa del poeta, presso il ponte di Montegalda, e appunto sottolinea che lui abitava nel fruttuoso Bacchiglione. Sono forse i due elementi che si toccano, che sono del paesaggio di Iene e di Montegalda, sono i luoghi del santo. Sono gli ambienti che ornano e rendono più bello e più suggestivo il nostro gemellaggio. Però stamattina, presto, dicevo, ma cosa aspetto qua? Non mi sembrava più bello. Perché pensavo, ma abbiamo fatto tutta sta roba per Antonio Fogazzaro. E Antonio Fogazzaro che noi dobbiamo, è lui che ci ha dato anche un'utopia, un pensiero. È l'utopia che viene da Rosmini, sì, davvero. I nostri filosofi l'hanno studiato, gli hanno tirato, eccetera, eccetera. Ma che diremo noi, moderni? Che cosa ci dice l'utopia di Fogazzaro oggi? A noi moderni, a noi studiosi, che siamo alla scuola di Fogazzaro. Ed è forse questo pensiero letterario, questa prospettiva commovente di un cristiano contro. Non è stato facile. Però è la ricerca. Ecco, questo voglio dire. Forse i nostri giovani voi avete aperto una porta oggi, voi sindaci, è una cosa non da poco. Aprire questa porta, io auguro che Montegalda e che Iene si studino, si cerchino e possa durare nel tempo, chissà che sarà nel tempo, ecco, e che ci sia veramente, ecco, allora sarà bello che la gente di Iene venga a Montegalda a sentire i profumi del Veneto e noi andare là, magari con la porchetta, no? Così, mangiare il pane di Iene, ecco. E poi c'è per me questo accorato appello di Benedetto al Papa. È quell'appello famoso, che dico è stato tanto, ecco, di uscire, dice lui, esca Santo Padre, di uscire dal Vaticano e soccorrere tutti i Lazzaro che stanno sulla porta. Pensate, ecco. E allora, come posso dire ancora? Ecco, questa porta si spalanchi, abbiamo fatto uno spiraglio, si spalanchi ad un traffico di persone che possono veramente darci quella bella fraternità, e io li chiamerei anche la Pax, che viene da San Benedetto. Ringrazio veramente Gianfranco per la passione che ci mette. Ringrazio Roberto che è qui con noi, che segue tutti i gemellaggi, che segue con bene. La Cristina. E la Cristina l'avevo detto anche prima. Guarda, è sotto là, adesso c'è la lettura che mentre noi firmiamo, no, prima facciamo la Cristina viene a leggere
così non può più nascondersi. La Cristina è veramente come Gianfranco, Ci voleva le persone che hanno fatto nascere suggeriamo da parte di amicizia. I comuni di Ienne e Montegalda, in nome di Antonio Fogazzaro, che nelle sue opere ha descritto e ambientato gli incanti delle nostre terre, tra l'inesplicabile inquietudine, il silenzio delle montagne, dei boschi e le erbe dei prati, si uniscono in gemellaggio per far conoscere le reciproche realtà comunali, facilitare l'incontro tra le due comunità e promuovere la cultura e le tradizioni locali ispirati dal comune interesse di solidarietà e di pace e dai valori di condivisione, comunanza e fratellanza. Tra il sindaco di Montegalda, dottor Landin, e il sindaco di Ienne, dottor Giorgio Pacchiani. 25 aprile 2023. E i posteri? E nel frattempo è uscito il sole. Giorgio, a te l'onore. Ne abbiamo provati 3 perché non si sa mai. Ci vogliono i fotografi, sì. Ah, scusami. Ah sì, quella. Sì. Filmate anche quella. E la filmiamo una in più. Sì. Così resta nell'archivio comunale. Prepariamo lo scambio delle bandiere. Come parte simbolica ma sostanziale, noi abbiamo appreso dai nostri amici tedeschi questo rito, questa usanza, questa piacevole usanza che è lo scambio delle bandiere. Quindi noi abbiamo in quella che è la stanza di gemellaggi le già 2 bandiere di Eichstätt e anche di Valsolda, alla quale uniremo ora la bandiera di Ienne. Quindi il vice sindaco di Ienne e l'assessore del comune di Montegalda si scambiano ora le bandiere. Aggiungiamo alla bandiera un altro dono che noi vogliamo fare al comune di Ienne, un dono che ci è caro, anche questo perché è ricco di simboli. Noi, per chi ci segue, siamo molto legati alla simbologia soprattutto in questo caso delle piante. Cerchiamo di far sì, quando nasce un giovane concittadino piantiamo un albero. Ultimamente abbiamo piantato molti ciliegi perché in qualche modo rappresentano anche una speranza in un futuro, rappresentano la volontà anche di un cambiamento nel mondo che ci circonda. E questo è un po', perché è un'olea fragrance i cui fiori, pianta molto cara al Fogazzaro, quei fiori profumano veramente di agrumi. Noi ne abbiamo piantate 2 nelle 2 aiuole qui sotto e vi posso assicurare dall'ufficio, che vi ho fatto vedere stamattina, quando fioriscono si sente proprio il profumo degli agrumi, oltre a sentirlo quando si possono avvicinare appunto questi bellissimi fiori. Quindi noi vi doniamo questa olea fragrance affinché la piantiate in quello che ritenete essere il luogo più simbolico, più rappresentativo di questa amicizia che unisce Ienne a Montegalda. Dico sempre Roberto a consegnarla al vice sindaco.
e l'abbiamo donata anche a Varsovia e all'Eichstätt. Sì, simbolico. Abbiamo pensato di consegnare al sindaco e quindi a tutta la comunità di Montecalda questo. A Ienne, oltre al forno che è riaperto da poco, nel 1765, c'è anche un laboratorio di artigianato locale che fa queste opere. Questi sono dipinti a mano, fatta da una donna di Ienne, in questo laboratorio che abbiamo dalla vicina del nostro museo. Questo è il nostro dono, è il segno della nostra amicizia nei confronti del sindaco e di tutti. Questo adesso finita questa cerimonia, ce ne sarà un'altra che adesso introdurremo, dopodiché vi invitiamo a vedere l'ultima stanza a sinistra di questo bellissimo piano nobile di Villa Gualdo, che da oggi verrà proprio dedicata ai rapporti di gemellaggio, di amicizia che nel corso veramente degli anni abbiamo coltivato con tantissime persone, associazioni, in particolare con le città, e questa sarà sicuramente a fare bella mostra nel prossimo pannello che dopo oggi allestiremo su questa stanza, dove aggiungeremo, oltre al paese della Baviera, oltre al paese della Lombardia sul lago di Lugano, aggiungeremo anche questo bellissimo paese dei colli laziali, e quindi aggiungeremo una nuova sezione dedicata a Ienne, e questo quadro bellissimo farà mostra proprio sopra appunto alla sezione dedicata a Ienne. Grazie mille.